Oggi per consolidare la zona playoff con i mestrini in forma, reduci da 2 vittorie mentre gli ospiti sconfitti ma fornendo una buona prestazione contro la capolista Montello. Da Udino Baggio per Roplos, benvenuti al Palafranchetti per Mestre Fenice Miane. Schiavinato protegge, poi si appoggia al compagno che vede proprio Schiavinato nel taglio, Schiavinato al limite dell'area, Gatto scende in pieno. Aicic profondo in verticale a cercare la fisicità di Milovanovic, ancora Aicic che arriva di nuovo dal 27, Stefanuto può caricare il mancino verso la porta, murato da Bellu che poi fa ripartire il contropiede, Schiavinato a tu per tu, Schiavinato apre troppo il palla da parte del numero 7 Geno, poi si affida ad Aicic, costretto a tornare indietro da Milovanovic sul laterale di sinistra proprio da Geno. Geno sfugge via, questa palla arretrata su chi ci arriva, Aicic in caduta, il numero 19 con la punta del piede destro buca così il Mestre Fenice. Allora avanti la squadra di mister Gabriele De Francesco. Guariento si accentra, poi cade a terra, non c'è fallo, quindi riparte il Miane con Aicic 3 contro 2. Geno, Stefanuto, Bortolini d'esterno, il tunnel, Grisciai si gira e Stefanuto gli Douglas offre supporto Milovanovic, restano alte 3 maglie nere del Mestre Fenice. Douglas va direttamente lungo a cercare l'inserimento di Grisciai, il tocco sotto, Guariento dalla sua mattonella lo aspetta Bortolini, Guariento una finta, Guariento trova lo spazio, la deviazione a metà, ci arriva Palma, allora Palma di fronte a Gatto con il petto a mettere in rimessa, subito Palma per Guariento ancora una finta, si supera così Gatto che intanto che va a riconquistare questo pallone, non c'è fallo. Milovanovic, superiorità del Miane, ancora Geno, il tap-in di Shabani, si oppone Murador, vede la corsa sulla laterale di Shabani che poi protegge questo pallone. Shabani allo spazio, Stefanuto, Murador, ancora Stefanuto, doppio riflesso del girato con il corpo e quindi è costretto ad andare da Guariento, poi attende il momento giusto e passa così Guariento interno, la finta appena superata la metà campo di Alessandro Guariento, poi dal limite dell'area non perdona e quindi pareggia il Mestre Fenice. Il gol che vale una mix card di Roplos, quello di Alessandro Guariento. Trovate sempre le informazioni attraverso il link in descrizione. Fischia il direttore di gara, lunga rincorsa al numero 7 Geno per la porta, la risposta disinnesca la bomba. Aicic, Milovanovic si ferma e resta dietro, quindi Aicic va al centro dove c'è Grisciai, il numero, un brivido con il sinistro di Aicic che non termina. Parte Guariento, il numero 11, il tocco però alle spalle per Schiavinato sul secondo palo. Guariento, Schiavinato adesso ha spazio, Schiavinato una finta, Schiavinato è sul piede sinistro dietro questo pallone, quindi può ripartire il Mestre Fenice, 2 uomini del Miane avanti, superiorità numerica, Guariento con una mano, il riflesso di Gatto. Schiavinato, Guariento profondo da Palma che addomestica, poi con la spalla alla fine di fronte a Gatto, lo supera, la palla resta lì, vantaggio Mestre Fenice, ha segnato Mauro Palma, il gol del classe 2007, vale il vantaggio per la squadra di mister Landi. Torpede il Miane con Geno, questa palla per l'inserimento di Aicic, 3 contro 2, Aicic dentro, Grisciai gli resta sotto questo pallone. Aicic va dal compagno, ottima la lettura di Franceschini che gliela porta via, può ripartire il numero 7 che adesso accelera, entra in area, supera Mesfingato, costretto a fermarsi, fuori area adesso, l'appoggio sulla conclusione di Franzoi, Douglas, ancora Franceschini, esce Mesfingato, resta in avanti il Mestre Fenice, di nuovo il numero 7 per l'inserimento. Va incontro, ma la palla è pericolosa e quindi il Miane con Milovanovic che non trova il tempismo. 1:30 al termine, soffre il Mestre Fenice e il mister Landi con Geno, palo! Stefanuto, porta sguarnita, si guarda attorno, accomoda per il sinistro, palombella di Guariento che scende ma termina largo, quindi ancora Miane che può ripartire. 30 secondi al termine, Aicic, il tocco sulla sinistra, sbaglia in uscita il Miane! E ne approfitta così, un gol semplice per il numero 7, Riccardo Franceschini, chiude definitivamente la partita. 2 secondi e 4 al termine, gli applausi del Palafranchetti. Finisce in questo preciso istante l'incontro tra Mestre Fenice e Miane. A spuntarla sono i ragazzi di mister Landi che vincono, ribaltano questo incontro per 3-1, apre Aicic, Guariento, Palma e Franceschini consegnano i 3 punti alla squadra di Mestre.